del Venezia Calcio qualcosa si muove, o meglio, Yuri Koroblin, dopo un mese di silenzio, si è fatto vivo, convocando a Mosca i direttori tecnici della società. Sono partiti oggi per un vertice e torneranno il 9 gennaio per riferire allo staff. Nella società si respira aria di ottimismo, dunque. Se il magnate russo avesse voluto gettare la spugna in laguna, dicono, non avrebbe convocato una riunione a casa propria, ma si sarebbe semplicemente eclissato, magari online. È stato inoltre interpretato come un altro buon segno la rinuncia di Koroblin al diritto di recesso dal preliminare per l'acquisto dei terreni a Tessera, dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio. Il numero 1 russo ha scritto infatti entro il 31 dicembre attraverso i suoi legali al costruttore Giulio Sabadin, proprietario dei terreni su cui Koroblin aveva manifestato un'opzione con $500.000 di caparra, fermando prima 22 ettari di superficie, poi altri 7 oltre la tangenziale, in tutto 30 ettari del valore di 6 milioni di euro. Rinunciando al recesso, ora a Koroblin non rimane che acquistare i terreni. Rimane il giallo della scomparsa da Venezia del mecenate dal luglio scorso e dell'assenza del progetto dallo stadio a Ca' Farsetti, anche se è stato detto dovrebbe essere simile a quello di Nicca. Il commissario Zappalorto, che non lo vede da mesi, parla già di occasione perduta. La situazione economica è quella che è.